Al volante dell'auto c'è Raffaele Sollecito, ma la ragazza che gli siede accanto non è Amanda Knox, non più. La donna che si copre il volto sotto questo berretto bianco è Greta Menegaldo, hostess originaria di Ponte di Piave, domiciliata a Oderzo. E così uno dei casi più scottanti della cronaca giudiziaria, l'assassinio a Perugia di Meredith Kercher, diventa ora anche una storia veneta. Il 29enne barese si trovava infatti con la 32enne trevigiana quando la Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha pronunciato la sentenza di condanna. Per l'americana 28 anni di reclusione, per il pugliese 25 anni e divieto di espatrio. Proprio la notifica di quest'ultimo provvedimento ha fatto uscire dalle riviste di gossip il legame fra Raffaele e Greta. I due avevano chiesto ospitalità a questo albergo di Venzone, in Carnia, per trascorrere la notte di bufera. Una ragazza mi chiede se abbiamo una camera. Certamente. Il mio portiere di notte ha dato la chiave a questa coppia. Ma la Mini Cooper su cui viaggiavano i due, intestata a una società che fa riferimento al padre di lei, era già stata intercettata 3 giorni prima dal rilevamento autostradale di Palmanova in direzione nord, sicché alle 6:30 del mattino in hotel è prontamente arrivata la polizia, a cui lo stesso condannato ha confermato la trasferta oltre confine. Stava facendo un viaggio di piacere, che era stato in Austria e che era rientrato in Italia. Raffaele Sollecito e Greta Menegaldo sono stati accompagnati in questura a Udine per ritirare il passaporto di lui. E ho visto una coppia molto intimorita, molto spaventati. La ragazza più che altro è sorpresa, dal clamore di questa vicenda, soprattutto il fatto che sia seguita dai media in maniera così incessante. Ed è proprio per cercare un po' di privacy che la coppia è infine ritornata nella Marca. Non ho niente da dire, non rilascio nessun tipo di dichiarazione, mi spiace. Ma prima di rientrare nel Trevigiano, Greta ha accompagnato Raffaele a Portogruaro per concedere un'intervista a una televisione statunitense.